In compagnia di Pietro Agostini al termine del primo derby stagionale, vittoria per il Trissino 16-1, ma insomma abbiamo visto questo Breganze che come nelle altre partite ha insistito, ha provato ad attaccare, ma insomma davanti ha fatto un po' di fatica. Sì, guarda, sapevamo ovviamente sarebbe stata una partita quasi a senso unico, però abbiamo comunque provato a giocarla. Siamo arrivati un po' anche decimati perché si è fatto male, Gabi deve scontare il rosso, poi ci sono state altre influenze che ci hanno appunto decimato. Comunque siamo entrati, ci abbiamo provato e non siamo soddisfatti perché poteva andare decisamente meglio, soprattutto nel finale che abbiamo fatto veramente male a parer mio, però ecco, anche gestire diciamo un po' le energie per il match di sabato, che per noi è forse più importante di questo, non è stato assolutamente facile con una squadra come Trissino, però ecco. Appunto, come hai detto te, la partita di sabato per voi è molto importante contro il Giovinazzo. Adesso, dopo anche questa sconfitta, potete affrontare il Giovinazzo, anzi, con che testa affrontate il Giovinazzo? Beh, affrontiamo il Giovinazzo con la voglia di vincere perché sappiamo l'importanza della partita. Come ti ho detto prima, sapevamo che questa partita ha un peso diverso, ha avuto un peso diverso rispetto a quella di sabato e quindi l'abbiamo presa, passami il termine, un po' con filosofia. Comunque accettiamo quel che è stato oggi, però da domani voltiamo pagina perché ci aspetta una gara troppo importante. Grazie mille. Grazie a te. Perfetto.